Grazie anche per questa bella accoglienza, mi fa sempre piacere, anche perché devo dirvi io mi sento molto privilegiato, perché anche per questa occasione, per questa seconda serata, o meglio la terza, ma la seconda per quanto mi riguarda, ho avuto l'opportunità, il privilegio, insomma, di raccontare che cosa succedeva all'interno di questo progetto che per la prima volta, insomma, mette insieme due mondi, due arti, due occasioni, due espressioni, e quella del tenore, che è così profondamente radicato in questa località, dove proprio, anzi non solo è radicato, ma la comunità di Bitti ha, come sappiamo, contribuito non poco a divulgare questa espressione di canto a quattro parti maschili fuori dai confini regionali, organizzando per la prima volta una formazione strutturata che ha viaggiato, insomma, fuori dalla nostra regione per portare questa esperienza di canto, questa tradizione di canto, di tradizione orale, verso il mondo. E poi, pian piano, come sappiamo, in tanti hanno avuto occasione, insomma, di ascoltare questa espressione per poi fino a farla diventare patrimonio universale, immateriale dell'umanità grazie anche all'UNESCO. E devo dire che in questo mondo di divulgazione un ruolo importante, come dicevo, l'ha avuto Bitti, e in particolare tra l'altro una persona che per noi è molto cara, stasera non è presente, ma devo dire neanche la prima serata, e questo mi dispiace, ma sappiamo che comunque ci segue, insomma, è col cuore con noi in teatro, anche se stasera sarà a casa, però a lui volevo rivolgere un bel saluto e un abbraccio a Daniele Cossello, insomma, mi fa sempre piacere salutare questa persona così importante per il mondo del canto a tenore. E quindi questo progetto Tenorep, che nasce da una idea, un'intuizione di uno dei impegnati, degli artisti impegnati in questo mondo, che conosce profondamente questo mondo, che è Mario Sanna, direttore artistico, e la cooperativa Istelai di Bitti, che insomma gestisce l'aspetto culturale, il sistema museale di questa località. E infatti voglio approfittare per ringraziare intanto tutti gli operatori culturali. Io ringrazio Francesco Colore a nome veramente di tutti coloro che si sono impegnati, si impegnano e continuano a lavorare, insomma, per mettere in evidenza questi patrimoni che sono custoditi qui a Bitti. Grazie all'amministrazione comunale, naturalmente, che è sempre molto vicino a queste iniziative, questa in modo particolare, e la Regione Autonoma della Sardegna, che ha sostenuto questa iniziativa attraverso, insomma, la legge specifica, la legge 7, quindi insomma avremo anche opportunità di divulgare ancora nei prossimi anni questa esperienza del tenore e del rap insieme. La prima serata ha visto soltanto il canto a tenore protagonista, nella seconda si è fatta una profonda riflessione attraverso un convegno che ha, insomma, attraversato temi relativi a questi due mondi. In questa terza occasione noi avremo modo intanto di ascoltare ovviamente il tenore, ripartire da Bitti e dal suo canto, e poi entreremo nell'ambito del rap con tre formazioni. Io ve le anticipo, ma poi avremo occasione in ciascuna di entrare un po' più nel merito e nella conoscenza, ma vi anticipo che sarà, dopo il canto tenore di Bitti, una piacevole incursione in quel mondo del rap, anzi fra i pionieri, devo dire, del rap di Nuoro in Menhir. Poi avremo, insomma, occasione di ascoltare un altro artista molto molto interessante che ha tutto un suo percorso, un suo repertorio davvero piacevole e prestigioso, quello di Reverendo Jones, e poi altre colonne storiche, insomma, per la nostra regione di questo mondo, con su Dottori, quindi con Alex P. e su Dottori. Insomma, avremo modo di attraversare, ma prima di aprire ufficialmente con la musica mi fa piacere far portare sul palco il saluto di un rappresentante di una istituzione che, come dire, viaggia su un altro binario, quello della musica accademica, della musica scritta. Stasera invece entriamo in una dinamica di musica di tradizione orale, come quella del tenore, ma ci sono tanti mondi che si intrecciano, e mi fa piacere avere il presidente del Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari, l'avvocato Ivano Iai, e quindi vorrei avere il suo saluto, il saluto della sua istituzione, che avvocato, è molto bello sapere, insomma, che l'Accademia guarda con molta attenzione il mondo delle tradizioni popolari, il mondo delle tradizioni orali, e quindi con la sua presenza questo, insomma, significa un grande interesse per questo suo mondo.
Grazie avantutto, ringrazio tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio chi mi ha rivolto l'invito. Voi immaginerete che io sia invitato a qualsiasi genere di evento musicale. Questa volta ho preferito venire ad un concerto in cui vi fossero, e comunque esibizioni musicali in cui vi fosse la tradizione orale della musica sarda. Spesso si dice una aberrazione, cioè che la nostra, quella che viene dalla sede conservatoriale, e infatti mi fa piacere che Ottavio Nieddu l'abbia definita musica accademica e scritta, rispetto a quella della tradizione sarda che invece è tramandata oralmente, ma spesso viene definita con un'aberrazione, cioè musica colta. La musica è tutta colta, la musica è una, esistono tantissimi generi e oggi noi dobbiamo essere grati al tenore Raimundo Elocu perché ci ha portato fuori dal nostro ambito territoriale, ci ha fatto conoscere nel mondo, ci ha fatto conoscere a tantissimi artisti, musicisti, compositori, tra cui anche esponenti tra i più grandi del XX secolo. Pensiamo soltanto a Frank Zappa, a Peter Gabriel. Frank Zappa, peraltro, io non so se sia una mera coincidenza e non credo tanto alle coincidenze, credo invece ad un disegno diverso. Domani avrebbe, ove fosse stato in vita, compiuto 82 anni, essendo nato il 21 dicembre del 1940. Oggi è 20 dicembre, siamo qui e lo festeggiamo anche noi attraverso questo grandissimo tenore che ha portato a far conoscere la musica sarda, la musica e il canto per tenore fuori dal nostro ambiente. Un po' questo riconcilia diverse esperienze, quelle appunto che sono della musica scritta e accademica, con quella invece di una tradizione molto importante che è la nostra. Sappiate che tutte le volte che io sento cantare i tenori o il tenore come lo chiamo io peraltro sono di Nule, non sono mica di chissà quale posto, mi vengono veramente i brividi, mi viene la pelle d'oca, così come quando sento cantare i cantatores a chitarra. E peraltro noi che insegniamo in conservatorio, non io sono sfortunatamente non sono un artista, ma noi che insegniamo la musica scritta, la musica accademica, prendiamo ad esempio l'acuto tenuto dai cantatori a chitarra quando insegniamo ai nostri giovani allievi la musica lirica. Chiudo perché è evidente che ciò che deve avere maggiore spazio qui è la musica. Chiudo semplicemente con una riflessione. Questa nota gratulatoria al tenore Raimundo Elocu deve essere davvero sentita da tutti noi, perché oggi peraltro con una contaminazione, non pensiate che sia un termine negativo, la contaminazione è l'unione di diversi generi musicali e in particolare la musica della tradizione etnica e folcloristica con quella invece più popolare, e oggi con questa contaminazione si arriva davvero a creare una sponda ed un ponte, soprattutto per i giovani, che seguono più le vicende presenti e non quelle del nostro passato. E allora un plauso e una nota gratulatoria per chi ha organizzato questo evento così bello e così significativo, e buon ascolto a tutti. Grazie Avvocato, grazie infinite, buona serata, buona musica. Mi fa piacere che l'Avvocato Iaia abbia citato intanto Frank Zappa, perché veramente lui è rimasto un po' sconvolto da questo nostro modulo musicale, quindi gli ha cambiato un po' come dire, il suo modo poi di comporre alcune cose, perché le ha influenzate decisamente. Penso a Mark Harris, penso ancora a Paul Simon, altri grandi artisti che hanno avuto insomma queste folgorazioni con la nostra musica. E mi fa piacere anche un'altra cosa che ha detto molto importante a proposito del canto a chitarra. Questo intreccio è ancor più sostenuto da uno dei più grandi artisti che ha vissuto in questo mondo, che è nato nel mondo del canto a chitarra, ed è Franceschino De Muro, che oggi è diventato uno dei grandi tenori al mondo e quindi viene
dal mondo del canto a chitarra, quindi bello insomma questo bel legame. Adesso ci concludiamo con le parole, perché è arrivato davvero il momento di ascoltare il canto a tenore, di entrare insomma dentro questo vostro modulo, lo riascoltiamo con tutte quelle suggestioni che le due voci gutturali, soprattutto quelle più spiccate, su basso, de sa contra, con la mesa voce che lega un po' anche la voce solista, insomma questo modulo di canto che ci porterà intanto in qualche sonetto zirato a Bocche Notte, e poi nella dinamica del ballo, su Balluserio, e visto il periodo ci sono alcuni canti che il tenore di Bitti interpreta, penso a Angelo Scantade, penso a Sun Nigneddu, e quindi questi due canti saranno presenti insomma in questa proposta musicale, per chiudere poi col momento più come dire, importante dell'aggregazione, della festa e del ballo con Su Ballu Lestru. Quindi inviterei proprio il tenore Remune Locu di Bitti sul palco, e gli lasciamo tutto lo spazio per darci queste belle suggestioni, queste belle emozioni, e ancora una volta riascoltare il piacere di quei patrimoni, più che repertori, patrimoni custoditi insomma nelle loro voci. Prego, tenore Remune Locu. Abiti bella sa terra natia, la contemplo e la vedo in pensamento. Piazzata esche un monumento a pes de Cucureddu e Sant'Elia Intro e sa debbe su corso d'ogni via, in esa baia nascimento, è stato un distinto mandamento che mi ha che cantare in sa campana sonaiola che sonaia dannara convento che a de crea e de scola. Sa segrestia a pentimento, a tuyo appesa una preta e mola si ponea sa sbezza, sa pro tormento. Ammento de Maria e de Ioanna, canno via minore un pupazzo, discorriamo tutto un limbazzo, io che ne impare vicino a Saianna. Gli occhi anche a rito de trasto, dormi nella sincoa, ninna sono stenero ninnato, illusione dessa notte oscura. Sono
susino, frutto celeste mai assaporato. Profumato che non possedi per uno giardino, non possedi si pensano e si sa era canno tu e ti schida nina amada Divinas armonías el liutón, divinas armonías el liutón, delirar fiulinos en mandolán, divinas armonías el liutón, divinas armonías el limón, divinas armonías el limón, delirar fiulinos en mandolán, delirar fiulinos en mandolán.
Reposa, Signore, dormi viso amato, o Verbo incarnato, nato Redentore, pro su peccatore, comincia sa via. Angelos cantate a su Gesù e Maria, Angelos cantate a su Gesù e Maria. Parto sopra santo d'eterna memoria, o de salta gloria e de su che lo ispanto, sì al forar de pranto, de lutto d'angostia. Angelos cantate a su Gesù e Maria, Angelos cantate a su Gesù e Maria. Devro rese fossar fecundanza terra, esti stato in guerra, chi me dar dolores, pro su peccatore patis agonia. Angelos cantate a su Gesù e Maria, Angelos cantate a su Gesù e Maria. So supremos coror de esos serafinos, quindulques clarinor, bellos et decoro, suscitan sonoros, cantor de alegría. Angelos cantate a su Gesù e Maria, Angelos cantate a su Gesù e Maria. Oh, Deus t'adoro, Señor tu Mesías. Oh, Deus t'adoro, Señor tu Mesías. Dormi vida e coro, reposa in dinia. Dormi vida e coro, reposa in dinia. Custupis in edu, non porta mante du. Custupis in edu, non porta mante du. Non porta mante du,
coritu, non porta mantedu, ne manco coritu, indi el debritu non aratitia, indi el debritu non aratitia, dormi vida e coro reposa in India, dormi vida e coro reposa in India, infame canaglia de si ferro treme, infame canaglia de si ferro treme, iskinne kitene forza essa battaglia, iskinne kitene forza essa battaglia, odizzosa installa orica osteria, odizzosa installa orica osteria, dormi vida e coro reposa in India, dormi vida e coro reposa in India, reposa in India, dormi vida e coro reposa in India, dormi vida e coro. Amato satrota prosa di si sposo su carco l'anno su bisu su cano bana corra cottami Bimbaradom bara bimbaradom bara bimbaradom bimbaradom e prosa bimbaradom su carco bimbaradom su cano bimbaradom e cano bimbaradom 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 bara bimbaradom bara bimbaradom 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 bara bimbaradom bara bimbaradom
Il tenore Raimundo Locu, dai Vizi. Grazie. Grazie Meta. Mariano. Grazie. Grazie a tutti, ringraziamo l'amministrazione comunale, a Busi, tutto chi non ha ascoltato, ringraziamo a Bacchisio che ci ha dato una mano stasera che Andrea sta a Pacuvene e quindi lo salutiamo. Buona Pasqua di Natale. Grazie Bacchisio, grazie a tutti. Dunque adesso facciamo in modo che i tecnici dello staff possano liberare e preparare il palcoscenico per la prossima situazione. Entreremo dunque in questo secondo mondo, come recita un po' l'organizzazione Due Mundos in Uno, e entriamo proprio nel rapping, quindi in questa forma oratoria straordinaria che rimette insieme la rima, il discorso ritmico, il linguaggio di strada, che è un fenomeno musicale molto interessante che parte negli Stati Uniti, New York, Harlem, ma si diffonde immediatamente a tutta una serie di diramazioni, arriva nel nostro continente, la nostra isola, poi tra l'altro con la sua sensibilità musicale non si sottrae a questo fenomeno. È proprio negli anni '80 che comincia un movimento musicale, culturale, legato proprio a questa forma espressiva oratoria, che è legata spesso dal beat della musica del DJ, in alcuni casi invece semplicemente a cappella, in altri ancora con le musiche dal vivo, ma certo il concetto espressivo è ricorrente su quello del rap, che porta appunto il linguaggio, le espressioni, le circostanze della gente, di quella più semplice, del popolo, del quartiere, delle città. Insomma, un po' qualcuno lo ha legato anche a un fenomeno molto interessante che ci riporta un po' nella storia della oratoria improvvisata, quindi sempre nel mondo dei neri, quella parte dell'Africa occidentale dove gli antichi griot, cioè i cantastorie, ci portavano insomma i fenomeni delle varie tribù, comunità attraverso il canto in questa divulgazione primordiale. Insomma, ci sono dei legami interessanti e il mondo del tenore non si sottrae a questo fenomeno, perché spesso la voce soprattutto nei saluti improvvisa dei temi. In altre circostanze la struttura stessa del tenore, cioè subassus, a contras, a mesvoche, diventano sostegno per i poeti a bolu. Quindi ancora una volta l'improvvisazione. Ecco che questi due mondi si intrecciano, si incontrano, viaggiano paralleli. C'è questo fenomeno, come detto, dagli anni '80 ha coinvolto molti artisti che sono ancora in attività. Una formazione, quella di stasera, che aprirà questo spazio, è proprio quella dei Menhir. Anche qui è molto interessante perché ci porta immediatamente a quelle formule. Intanto la loro storia, le due voci storiche di questa formazione, Kingaye e Momak con DJ Cork che già si sta preparando, e ognuno di loro portava con sé un
background, una storia musicale. Ciascuno di loro negli anni 80, nella metà degli anni 80 fino ai primissimi del 90 hanno formato un gruppo, poi hanno deciso insomma di fondersi insieme, creare questo monolite, questo menhir musicale, e da allora insomma hanno attraversato tutta una serie di territori musicali, non solo nell'isola, perché poi c'è stato un periodo in cui si sono trasferiti in Piemonte, lì hanno, sono entrati a pieno titolo nella scena musicale nazionale di questo fenomeno. Tornano in Sardegna, incisioni discografiche, concerti. A me piace sottolineare quell'aspetto che hanno avuto intorno al 2007, dove hanno coinvolto, e qui ritorniamo un po' sempre al motivo di questo incontro, hanno coinvolto diversi artisti, fra i quali insomma anche il tenore, Gavino Murgia, tanti artisti di mondi musicali differenti, ma ne creavano sempre uno insieme. Quindi insomma stasera ci porteranno un po' nel loro repertorio, nel loro patrimonio, con le loro voci, la loro sensibilità, ma anche gentile aggressività, che è bella insomma ascoltarli, vederli in scena e vivere insomma l'esperienza del rapping, del rap dei menhir con King Aye, Momac e DJ Cork. Evviva! Buonasera Bitti, grazie a tutti. Ich bin with go, to big me. Fuck if you're let's together, no sick me. A pa, toccando frighi su pa. Fuoco. Ma adesso io che te, se stile che mi ha furau. Perché mi lungo caso, bene che stai torrau. Che lo prone che dao, da canta come zau. Che non mi ha cambiato di là, mo de mercao. Che non mi serve di cade, già merda che manca tau. E come torro pronghi, mani che ti ballau. Siamo casa per now, de bla. Ma fanno nel rap, che ne schiede de si pa. Parane una crica de comare, se va bigare con torre de casa dominale. Hey! Penso che vale se ci mette su che va che sei. Penso che va che se ci mette su che vale se. Mancari. Ti fate se non la sai da comprendere. Mancari. Ti fate se che viene a difendere. Mancari. Ti fa che ne tornare de cazzata già. Per i protetti tu ne sono scavallata già. Come te si danno crew. Che non damo su mai caccal, su mai viu. Tu teneste partito come bravo firmare. Come che io non vuole solo originale. Se fai da fitta sa rispetto e stima. E a samate si nostra radichina. Briga chi noisi. Chi cosa mana famiglia barbarizzina. Si conosce se cale saberidade. E a samate si nostra identidade. Briga chi noisi. Chi cosa mana famiglia sarda de frades. Iscola. Originale. Meni. Iscola. Originale. Meni. Iscola. Originale. Meni. Iscola. Originale. Meni. Come che capa su microfono e robettana. Canno de buca gusto poco di tracchettana. Improvvisando in nuovi stili si inventano. Capro di scuola del Nungoro rappresentano. Sono binti trasano schi su culo seccano. Magari tutto questo scanese che affettano. Ma le faveddano, per te non settano. Chi cada lupo per dar fitta se rispettano. E sicuramente del talento e stile mancano. Da non si usano come te credano in casa. Ma che farina tutte sono poi si vantano. Te canto bracano, ti nabbiter da su chi cantano. Hanno bruttao si scena come te porto so. Ma siamo pronto so, fa che adesso sconto so. Si crede in tosto so, escludendo poco so. Ma sono buono so, pensa a piccare corpo so. Torrau, però chi matti se tau. E a tutto con la gente l'imboda non t'ascoltau. Non sei spermedicau, ti venire a ti mentau. Questo flow che raschiau, de su cale n'abusau. Tutto tempo furau, chi mi deve ne torrare. Su bar che sta filau, pronto pro che l'or messare. Ci deve istresiare, cade più muscolare. Dio chi compare, Nugori scola originale. La fitta sa rispetto e stima. E a samate si nostra radichina. Briga chi noisi. Chi questa mana famiglia barbarizzina. Si conosce se cale saberidade. E a samate si nostra identidade. Briga chi noisi. Chi questa mana famiglia sarda de frades. Iscola. Originale. Menir. Iscola. Originale. Menir. Iscola. Originale. Menir. Iscola. Originale. Menir. Siamo da fitta da rispetto e stima. E a samate si nostra radichina. Briga chi noisi. Chi questa mana famiglia barbarizzina. Si conosce se cale saberidade.
identidade. E essa somate se nossa identidade. Briga que noise, que custa mais na família Santa de Frades. Escola, originale, meni, escola, originale, meni, escola, originale, meni. Grazie. Aumenta sul lume ed ecco ti scola che sembra un veneno a piccare la nostra verità di accopro dei busi le super dotta falsidade vera mica da chi non monta ne decata da rifaccia da roba destra da mattina caso di chi non ti venni boso come te mare Iubana e prata picca la tasta la pipa la fa che ti assale basta chi ti cande se caso belli non esco da protene proprio non regge su zambene aumenta sul lume ed ecco lui che te commente sono i camico aumenta lo sempre che chi lo bevete sicuro che abbarra secco e stanno de poro se che canti che non so fine se comenta arena esta es la musica che corre commenta sabato non ribu in prena este es un lume di una cultura connota come un tipo questo da qua, scola non guarda tutto da chi me subito come chi tengo questa vibrazione se commento una parte della persona in mezzo giocare non mi posso dividere pur sapesse per accusto yauco picca ne vorte su fracco picca ne vorte su tumbo picca ne vorte su effetto come te su chi ti va che su bumbo metta su lui metta su me metta su ne metta su lui metta su lui metta su me metta su ne metta su lui non tutti gli occhi de paragulas de terrorista come te son mas che non t'ammusto questa musica in dove può entrare non servi su pass se mi passione senti di sagana non servi una papalina della nacosta metallo non rimetti mai KN sono un menergai da metta solo me ne sto una abitudine porre a correre fa che la progrede gente che sta a casa sopra che poi che non avesse bisogno che scuola che carta che tanta se porta de papiro che pare de passacatore de merda che piace la passa con gente che piega dolore basta ascolta mi lo so poco bulla che mi si mi batta che non che da barre se io casa sola macchina ti preso non metta se non che abbrangere scude sa con caso muno si che brigare pronti di spassare scude la forte si scudo che care se mezzo ti va che ti stare ti penso ti fa che mogare ballare musica che te lo senso ti penso ti fa che mogare moghi di tocca salmano sa tempo sa sala si perna si besta dice che lui che sono a rega sa musica demo ma che lui che fa che ballare tutto sa sente ca sempre mi dici non sono tante brutto che non te ne gusto mi fa di gusto sono un sano prima che tutto ma che sono lobo ma che sono corpo tanto gli appena prodotto e che cerca del rispetto per canne conto tanto che tu polendo strazziamo su indo su carro a metà solo me ne de questa bomba che scopete con la su braccio la su macchina pone in moto sa macchina e parti in casa vesta questa richiesta si veste la grefa che sono attaffanchi ragaga il papa contrario a si standard ragaga il papa musica etnosarda ragaga il papa contrario a si standard ragaga il papa musica etnosarda non ragaga il papa contrario a si standard ragaga il papa musica etnosarda ragaga il papa contrario a si standard ragaga il papa musica etnosarda ragaga il papa contrario a si standard ragaga il papa musica etnosarda ragaga il papa contrario a si standard ragaga il papa musica etnosarda. Grazie. Dai sarà di chi sa, di gusti sull'antica, bene questa musica, che si multietnica, nasce a prossanare sa tristura e sa malinconia, banda canto simposia, strumento de magia, come te carta Maria, sala un'eda decadoni, su canto a chitarra de su famoso dopo Johnny, non veste mezzo scosa de un'usana veste in vita, che intanto de sonette ballutun de morrabella, e ya luna ta finza su contatore, chi se di chi non basta può contare sosterones, di rune orane bitti ed orgo solo, Leonelli mammoiada e tutto usa provincia del Nugoro fatta del costume se o miner valente se cantos popolare se ma costrite Fittis organeddu de su mastro dottore che sa chi prena de gente cada prata e nuve bavesta non manchezze sa cussà de su santo redentore chi cada anno fa che onore a tutto su santo folklore balla questo bello delle dalla canna partito una troffa compazzata una chitarra balla in sa maniera che te ne impara a ballare in vita canna zona su folklore della balla questo dello pirambai canno canta su tenore balla questo dello poi passi su tenore nata chiacchierette balla ugai tanno balla questo dello pirambai se tieni che la questo sono tanta corsa ed ok capo si capamo ma casi che ti gusta cantone però tenete te questa festa di l'animo tutto l'imbasarda come te canto sapibo in una rassegna forte musica insulana senti bello di improvvisare a battere nato te rima battiti prata sabo che te sos pastore Sardignani a promentare esa tradizione che si fica fatto su sardo canno te per emigrare e lo canzena tra ballare per soddinare come invece tutti impari a ballare sul nostro del
Costello. Bueno, comentes a Prostin, Nagra, Proso con ello. Que mi coquino cano non ves porque no petanzone. Sono sardo con cantosta che perde de su sermone. In questa terra de fai saluto e disamistade. Bicchiere, pru, serenidade. Pochi amore, unidade, su messaggio mio dica yay. Però che con questa vibrazione si tenete. Balla questo dello tele, dalla canna partito una truffa con pazzata e una chitarra. Balla in sa maniera, chitta non para a ballare vita. Canno suona su folklore, tilla. Balla questo dello pirambai, canno canta su tenore. Balla questo dello gol, ma sei su tenore in alta chi querete ballo gai. Canno balla questo dello pirambai. Grazie a tutti. I forastorbes que ne mano Ai, pesamento tanti schidao. Chi su picco e su marrone te pesa andare a traballare. E sempre va che ne abbarrasati e ti incurviao. Sudorande su te su sole se si stracco de marrare. E colata su tempo cola una teristaione. I stracca e saccarena ma non manca su coccone. Oh, una guerra scusta vida. Oh, balla non la binche ti sa. DJ Cos. Za Sardegna la terra gente chi traballa meta de chi è preso di nare segata da fizza sa carrare fretta de chi è briga sa chiamate domo quando su sole star beschene De chi è? sta cameriendo con la 10 per faccende Za Sardegna la terra gente chi non vi traballa caso di nare chi serviti no che non si ta manca palla sono che potete seguire a carrare ca usted sabina chi solo tu può scambiare si chiede so mine sfida Sa Sardegna è una terra invidiata, prosa bellezza, prosubino, sapete su caso, tesa nostra mesa prosa nostra contentesa, sa mano ospitalità, si tratta de traballo, sa forza e sa volontà, ma de custa calidade non damos potiu godire, poi te su mere stranzo recessione non futile, da su tempo de iaio fin sa custa mia venia, amos in curvia di schina per non punze frichinias. I forastorbes que ne mano pesamento tanti schidao. Chi su picco e su marrone deve andare a traballare. E sempre va che ne abbarrasati e ti incurviao. Sudorande sotto e su sole se si sta Vai compa, e non si potete cancellare sa verità desi storia che a questo vento che usurpa la sarma in sa memoria fatta de fertas apertas e abuso schitura de meda fra picamus palator ma stamos in domor de preda toltusa vida entrega paschende sa romanzena prosa bizzarra in bezzesa chi non ne vale a sapere bastava carchi bardana e fitti pesao su masone che una vida intera queste che ha una vida in presone però questo tocca da bocchinare prosi va che da scordare caso traballo sto non diritto chi non schiere ne boccare la fabbrica sono scantieri e sto di sfruttamento senti che arriva da fine mese chi su pensamento ne pagare tutto il buffo che si sta la d'imposto Carrare con tante su potere dovere nostro preservare costi sulla sanare sa società e nube per da sa famiglia sa ista in povertà I forastorbes que ne mano pesamento tanti schidao. Chi su picco e su marrone deve andare a traballare. E sempre va che ne abbarrasati e ti incurviao. Sudorande sotto su sole se si stracco e marrare. E colata sul tempo cola una teristaione. I stracca e saccarera ma non manca sul coccone. Oh, una guerra scosta vida. Oh, balla non la vinche ti sa. Grazie. Allora, innanzitutto volevamo ringraziarvi tutti per essere venuti qui stasera. Questo pezzo lo vogliamo dedicare a tutti gli immigrati sardi sparsi per il mondo. Grazie Bitti. Ma la benedizione di una madre che rimane nell'isola a piangere e a pregare. Un giorno però ritornerà. Ti aspetta la Sardegna, dove da molti anni si lavora anche per loro. Ehi.
Partiamo da Sardinas perché il cane fortuna è fuori. Cerca di un'opportunità di uno caso, una vita nuova. La sa anche in dispiegare così sulla proterra stranza, sa. E sticchi tu la nave, sprenner de speranza, sa. Ma viene in pare, non cravan su mare. Chi non vede del sole andata e sa promessa di tornare. E come tu una mamma cresce che figlio schinamone. Sa Sardegna non si dimentica di un figlio minore. Viviamo in povertà del traballavano a dischizio. Ma il solo dignità di mali attaccata a sacrificio. In uno loco esperto fritto che ne sono affetto. Questo sabanne bene conservato in sosamento. Viviamo a mentos. In nube sul sole si attacca a campo. Ma sa del tu su quello che non proglia pariata a pranto. Come di un'ischizzina che alluvio non manno poco. L'istoria di questa gente appartiene a questo loco. Ana con noto zordolo stessa gana esa povertà de quien se armala sanada senza notte si scuridà de cusso longo se frito si perro so teni bentu batire sul recato fissu solo pensamento prodotto cusso pastore schiu che hanno un masone paschiana con forma salezza antica e sacumone zentumi abituata di prodiarsi la guerrare mancare a porta vitosta resessi a campare e babbu chi dal minore gustabile con notu commentatero sardo se spartiu la sande totu casu miseru balanzo che entrava dessa campagna non dava ta sustento in cui tempo de si cagna sorfizor de gustisula na sempre suffertu che non mai si pinnicare come tu un arbore chelcu e guster dedicata a tutto il cusso semigraus partiosi in terranzena chi me bruso su torraos su chiapo chi tenzo disizzo e sto tinoche in gustos ammentos e pisos in gusta boche chi conta ta contos e storias canta poesias chi sarva tanticas memorias prosazenias tramudas o doles anneu in si speranza e preca sa gracia de Deu prosabundancia abrazas os coros in pena escufortaos desardos in terras anzenas emigraos tengo en mano una bella fotografía de Yayume uno sorda emigrao guirao gracias a Deus quizamente torre en palas los contos que me contabas las poesías que me leías las cantones que me cantaba tus ocros sorte che era che cubaban a su tolu de che hermovio compancia ma te più tornare solo e questa terra domo de todos los emigrantes e in giro pro su mondo ma che su mantesi sambene dos ocros occhi pranghe nel lagrimar di amargura non resessi in accubare un coro per le tristura chi non zappa paso trazza su peso de questa vita inarziata da strumento se affanno so tribulata in cada loco su mondo un'azione bidea zittare battu una bico un frate battu una bico corale partior da Sardegna sultano che lui berrile la sande una mamma sola indannanti sa su bochile su chiapo chi tenzo ti sizzo e sto tinoche in gustos ammentos e pisos in gusta boche chi conta ta contos e storias canta poesias chi sarva tanticas memorias prosarzenías tramudas o dores anneu in si speranza e preca sa gracia de Deu prosabundancia abrazas os coros in pena escufortaos desardos in terras anzenas emigraos su chiapo chi tenzo disito e sto tinoche in gustos ammentos e pisos in gusta boche y conta contos historias cantas poesías chi sarva tanticas memorias prosarzenías tramudas sudores anneu in si speranza e preca sa gracia de Deus prosabundancia abrazas os coros in pena escufortaos desardos in terras anzenas emigraos. Grazie. Ultimo pezzo, grazie di nuovo Bitti. Grazie all'organizzazione, in particolar modo a tutti quelli che dietro questo evento si sono sbattuti veramente tanto. Un saluto anche a Ottavio Niedu che ci ha invitato qui, siamo veramente orgogliosi di partecipare di nuovo a un evento in questa che poi alla fine è come la nostra seconda casa. Grazie Bitti. Vai. So crees que un caminante en gusta stare in bikini se fratas a nugurizas e a sos che mi dimandano da web benzo e chieso rispondo chi sono goresu de nugoro. Questo è per Nugoro, mamma de cada cantone che scrivo, de cada conto che conto, de cada tassa che vivo, de cada prima che serro, de cada fase che visto, de salimba che fa vedo, de sa dome non visto. C'è Nugoro te, il cosa che mi vedo che crescere, cosa che a poserro, lo che ti incoro prosempere. C'è Nugoro che vado in cada lunga tarta bocche, mamma de chi è, nasco casio, creschi nocche. C'è Nugoro in inverno, in vada, ne sti brusiata, cosa te sente male sfidiata, chi zirata armata. Cosa che a poco noto, cosa che è mudata meda, da canno
fui po' minore, da che non fui po' minore, como chiappero sapete la detto me popi fuera. Penso a Isa, come ti siento una senora, ma visto cantar galana, canto soy sta fortunao, de are questo samba nella rappresentare. Questa virtù usa porta, sa chi fiero mi sentiso, de negoziare in sardo, chi s'azzetta un ugorese in meso, a sos amigos chi m'ha sempre difeso e compreso, chi piacere si leri mi sono tratteso, ma luego una zica saludo chi non mi chinao, ti firmo a pompiare sormurare schiana pitao, solo che si purnile ma con pase di sayan, solo turque separa con las protene mamma mana. Caminando en justas carreras, en biquinas de pratas anugurizas, y a esos que me demandan a dove penso e chieso, rispondo che sono goreso de lungo. Quinto tu s'affetto un goro con sta cantone ste protene, protinarre sincero che a vero ti chiedo bene, ti lude po prosor che sa mentor de pizzinia, che tu è masa pinta qui sarmenzo tinta schiaias, da poto rasa amore su profondo sentimento, che hanno poi scritto un goro in condarto muro e cimento, cada manzano collabo per andare a scuola, che su Walkman a lungo e s'ultima mia cantone nova, su pensamento vuole che arrivo mi trisina, in condosa mentor de quando stavo in via Mughina, vi ponga un minore ma stinque che ha poco compreso, chi non da Susan Benau che si viete sono goresu, ma dai su senso di appartenenza con sta fittade, pro custa limba, pro custa manna, comunitade, del gente che ha po' perdi, gente chi si che sta andata, gente che sta barrata a fianco mio sempre di strada, da esa punta e su monte orto bene tapo a mirada, in cundar notte sclara sto tu canta e luccherada, chi se un su un'ura che salto predi strada, vi ben dentro un zilleri, chi sa serranda passiata, ma metto cada loco, cada conto, cada boca, cada cara, de esas personas che a poco noti noche, in su bene e su male se sono dono de Deu, cos tutti che non goro sapere meu. Caminando en justas carreras, en biquinas de pratas anugurizas, y a esos que me demandan a dove penso e chieso, rispondo che sono goreso de nungoro. So cresci camminando en justas. Grazie a tutti, a me dormire quindi. Mamma quindi, King Ali, DJ Korg, vieni. Un applauso per DJ Korg. Grazie Betty, grazie a tutti. Che forza, venir! Prendete il microfono, voglio chiedere giusto due cose per chiudere questa vostra partecipazione. Intanto sapere che cosa bolle in pentola, cosa avete per il futuro, che idee, che progetti, cosa sta succedendo sui Menhir per le prossime cose che vedremo, visto le tante produzioni che avete fatto finora. Ma diciamo che a breve stiamo lavorando insieme a dei ragazzi che stanno producendo un documentario che si intitola Isola in Rima, dove partecipiamo anche noi e stiamo producendo un inedito che uscirà poi con il video a breve, insomma. E poi contestualmente stiamo anche portando avanti il discorso del prossimo album dei Menhir, quindi siamo a buon punto nel nostro lavoro, tra alti e bassi comunque stiamo cercando, poi noi siamo molto pignoli, quindi non ci piace tutto, per cui a volte torniamo un po' indietro, cancelliamo qualcosa, la riprendiamo da capo, in modo tale che quando esce un prodotto esce anzitutto impacchettato in maniera tale che soddisfi prima di tutto a noi e poi i nostri diciamo i nostri fan, i nostri follower, come si dice oggi, no? Senti, quindi, dall'alto della vostra situazione, insomma, voi l'ho detto, siete un po' come dire, pionieri di questo mondo. Datemi un'istantanea. Com'è il movimento musicale rap, hip hop in Sardegna? Che salute sta vivendo in questo momento? C'è partecipazione, sono molti giovani, c'è fermento? Com'è la situazione? Un'istantanea, giusto per capire come l'isola. Come hai detto tu, è in fermento, cioè è sicuramente in crescita. Diciamo che questa spirale è un po' delle tendenze di adesso che vengono anche dal discorso un po' più commerciale italiano. I ragazzi attingono sicuramente a questo tipo di musica perché è molto, come si dice,
immediata, cioè punta molto sull'immediatezza, quindi va a stanare subito quelle che sono le emozioni primordiali di quando sei giovane. Poi naturalmente ci sono tante realtà, da Cagliari a Sassari, Oristano, a Nuoro, molti ragazzi che si buttano in questo genere qua perché magari apprezzano l'improvvisazione, quindi c'è il freestyle, il discorso della lirica. Poi il rap è solo una componente di questa cultura, perché sai, c'è il discorso anche del DJ che si avvicina più al discorso della produzione, chi anche alla danza, alla black dance, quindi va è proprio tutta una cultura universale l'hip hop. In Sardegna cioè, diciamo che è in fermento sul discorso hip hop. Bene, bene, bello, grazie ancora. Grazie Grazie a te. Che bello. Ingaie, Momac e DJ Cork. Grazie ragazzi. Adesso cambiamo subito pagina, un'altra espressione artistica, un altro personaggio particolarmente interessante. Io l'ho conosciuto tanti anni fa, in una occasione tra l'altro. Io nel 99 avevo partecipato ad un festival della canzone sarda di Sesto, e trasmettevamo in diretta. Io avevo allora il piacere di condurre questa manifestazione. È arrivato questo personaggio, Reverendo Jones, che aveva veramente incantato tutti, aveva ricevuto i più importanti consensi in quella circostanza. Però il suo movimento musicale, le sue idee, insomma questa incredibile sorgente di improvvisazione, di testi che come dire, abbracciano molti territori, molto satirici, divertenti, molti doppi sensi, insomma un po' come dire, insieme la satira, molta metafora, un po' come si usa nella poesia di improvvisazione, un universo musicale. E quando è entrato nella scena cagliaritana nei primi anni 90 è stato subito un piccolo fenomeno, perché ha creato subito una serie di discepoli, visto che lui insomma si chiama in arte Reverendo Jones, e tra l'altro c'è stato un periodo in cui andava a fare i suoi concerti vestito proprio da sacerdote, quindi veramente un personaggio incredibile. Non solo nella stesura dei testi per le canzoni che noi conosciamo, che sono divertenti, ma sono anche, a volte ci portano insomma a fare delle riflessioni importanti sui contesti di vita della società, ma è sorprendente, strabiliante veramente a volte la sua capacità di improvvisare in rap e quindi creare proprio tutto un universo che nasce al momento, che diventa unico in quella si può vivere solo in quella circostanza e live. Insomma, un universo musicale, quello di Reverendo Jones. Adesso lasciamo tutto il palcoscenico per lui, la sua chitarra, la sua ispirazione, che poi nascerà dopo le prime canzoni che ci proporrà, le ispirazioni che nasceranno qui su questo palcoscenico, su questo teatro, su questa iniziativa Tenorep che, come abbiamo visto, ha tanti fili che si legano e tanti incroci musicali che poi confluiscono su questo palcoscenico e diventano una gran bella festa, una gran bella rassegna. Reverendo Jones. Allora, grazie Ottavio e buonasera. Sono orgoglioso ovviamente di far parte di questa compagine di artisti che onora una manifestazione di tale importanza. Una cosa da ovviamente far avanti presente è che quello che faccio io, ovviamente come un po' la denominazione dei luoghi, Cagliari ha già detto qualcosa, viene dalla lingua campidanese. Ecco. Quindi sarà per voi oggi un po' un esplorare magari un territorio linguistico che un po' si discosta dalla vostra forma linguistica tipica della zona, ma sarà, come penso anche per me, o è sempre stato, motivo di curiosità esplorare i territori linguistici, la poesia nel canto a tenore, come nelle cose più recenti che ho sempre ascoltato da ragazzo, insomma, fare un viaggio musicale attraverso questa nostra lingua del sud. Io, come ha ben detto Ottavio, costruisco i miei brani con anche tanta ironia, ma a volte costruendoci attorno poi all'ironia che fa da decoro un ben mirato senso, una bella tematica magari da mettere avanti, come il primo brano, che è un brano che racconta di faide. Ne racconta uno spaccato, ironicamente, anche perché la canzone si chiama Dorgalis Faida,
ma in effetti è stata scritta quando Fulvio Dorgali non era ancora mai comparsa neanche l'ombra di un accadimento di questi fatti qua, insomma, di cronaca nera. Però è anche vero che si sfruttò al periodo, quando scrissi questo brano, questo luogo proprio per non andare a toccare quei luoghi che invece erano già diciamo stati toccati da questa piaga. Quindi, insomma, in ironia, affrontare un tema come quello della faida è stato possibile grazie a questo brano che appunto si chiama Dorgalis Faida. Buon ascolto a tutti. Su capo dessa banda, bandito de Dorgali, fuiu dessa presone manicomio criminali. Ci beppantoni i bozzu, fuia da lunga dozzu, vivia danza calura, anduno monza cuzza cuzzu, buffata qua de buzzu, puzzata da tatizzu. E in pitu dessa schina una bella brebei e una gozzanza con che suide subei. Stampata sagrapita, piasunga maladita, potata spantaloni dessa diessa comunione, gli lompiata su genugo e sa berritta. E il zogo minaccioso sempre attento castiendi, s'arrugo de subanico sul ladro arridenti in sa stufa, buffa cati buffa, una lidu de muffa mistorau de gasum razzu aprile, maggio, giugno, in cotiun una grotta latitanti di cudota che fu diventò briganti boccendi su connau, chi fu sbagliata popo mesu procedughi teniata congelao, possa vesta de santo sparau, ma sparau diada, di effetto e di ammontu, e aí c'è cominciau, sapai tempi da manna, fucilla doppia canna, sparenti de ventana, in ventana, fessi babu, fessi filo, fessi mamma, cu stessa condanna, e mulleri sincotia sa pregendi, e babu con is filu sa resoia sa curzende, pungenti, fu una breve furata, una belli de omini e nieda stampata, boccica di bocci, a suona scuppettata, vendetta vendicata, con una breve furata, sei. Boccica di bocci, a suono scuppettata, vendetta vendicata, proprio una breve furata. In sedicole Dorgali, noi siamo mai giornali, vendetta sull'ultimo gazzettino ufficiale, io è morto sudali, sa gente narrata, ormai non si spantata, questa fiata abituata, domenica merisi, quindi canta Boggio Gaisa, schedina dessa dotto faida, barbaricina, collega su Gunsa Radio 4 mori, ascoltando il risultato su dess'ultima persona, mori, che un nanino feci, a coppa d'Antonino, dai cavorzi, fio treccia, io forza nanino, ma per Antoni Bozzu con otto Antonino, fu ben imboscato de spallettoni del nanino, e gusto domenico su treci fu di pago, una macchinella damini con tanti de frago, a pago, ci Beppe Antoni, de orighe sequestrao, sa completa sua collezione di devianta, mana sa vince sa brupitica, e de varuca sandineata vince sa ziddica, massa chicca bru speciali da votata in sa schina, un bello tatuaggio de Graziano Mesina, se che vota gloria sa gente barbaricina. Boccica di bocci, a suono scuppettata, vendetta vendicata, proprio una breve furata, oh, sa brulleggia tradizione che impestata tutta la nostra regione. Boccica di bocci, a suono scuppettata, vendetta vendicata, una breve furata, sa brulleggia tradizioni mai accabata in questa terra scuminicata. Boccica di bocci, a suono scuppettata, vendetta vendicata, una breve furata, oh, sa brulleggia tradizioni che impestata tutta la nostra regione. Boccica di bocci, a suono scuppettata. In tanti ziantoni latitanti in TV calò de monta scoriu lentamente frusciughe o serpenti si fu di inoltre prepotenti in saida Natali bobocida pasquali massa bande mammoiata che fu ben imboscata non deve trasformare su di una bella scuppettata e ahí che accabata sta storia dei pantoni ma sa vai da continua di generazione in generazione insando boccica di bocci a suono scuppettata vendetta vendicata con una breve furata oh. Boccica di bocci, a suono scuppettata, vendetta vendicata, con una breve furata, oh! Grazie. Signor tecnico, un pelino di voce in più in spia, giusto un'idea? Bene, non è semplice in genere, io giro con una band, ma oggi con la chitarra
è un pochettino un po' scorporato da quello che invece accompagna sempre il rap, perché come avete sentito coi menhir ci sono belle batterie ciccione che sostengono i cantanti. Allora, il prossimo brano racconta di un periodo in cui la TV ancora non esisteva e una mamma e un figlio si trovano durante l'ora del pranzo a dialogare, come ormai non accade più, tutti vittima di questa ipnosi collettiva che ci vede incollati alla TV. Una madre e un figlio discutono perché lui ha appena compiuto i 18 anni e vorrebbe liberarsi dalle grinfie della madre che invece lo vorrebbe ancora attaccato a sé, sotto il suo controllo. E quindi lui risponde a un certo punto alla madre dicendo: mamma, molla middi, lassami verdi. Ormai ho 18 anni, ok? Questa è la storia. Ci sarà il dialogo a due tra mamma e figlio, insomma, ma esordisce la madre con dei moniti, insomma, che sono i soliti che ci sentivamo dire noi tutti ragazzi quando eravamo adolescenti. Non fezza sa sociale, che mi faceva arramale, pesanti su da terra, non fezza su burricuna, poi ti che si prega un giosu, poi ti che ti prega su nervoso, non dunque pratica mamma ci che ti indisci, dai, non saluta san nessuno, chi passa senza ia, che ti cicca una bicciocca sta cintrezzo, e via, se è sempre fatto stusu, ad uno furia sprusu, poi ti che non vada se ne manca che si torna su cuore Gesù, su molla mi di ma, alright, lasciami verdi ma. Molla midi, lasciami verdo ma tu non mi ti conta giusta i moi ultimamente non ti sei sicuro che moi che maggiore di voti per vita non ponimenti la babbo tu inquieto e poi di vince scegli con chi ne mi presente tipo di vita difendi nara non sai se per caso per essere in su bicciocco che non sa più solo cosa che poi più sa tradiamo tornino un penenti ma riusciti che pure drogao non t'accosti più sulla intendi su chi di now e controlla di imbusciacca chi Dio su sia lo davo volte che ancora magari aveva droga lo tappanta donao e molla midi ma lasciami verdo ma e molla mido ma lasciami verdo ma pezzettino, un assaggio, grazie. Allora, il prossimo pezzettino, forse magari facciamo per intero, è un brano che racconta della ormai nota, tristemente nota, festa di Halloween, mentre noi la chiamiamo Sadie dei Sanimeddas o Sadie dei Spanigeddas, dove i bambini appunto vanno di casa in casa a cercare dei doni, delle strenne, qualcosa che vada alla memoria dei nostri cari che non ci sono più. In questa occasione nasce un amore, una storia di quartieri, di periferia, una storia di amori fugaci, rubati. Un gruppo di ragazze giovanissime gira di casa in casa bussando da una porta all'altra finché non si vedono aprire la porta da un bel giovane, per cui una di loro rimane folgorata in amore a prima vista. Questo amore a prima vista porterà un frutto che, ahimè, questa ragazza tornerà a recriminare alla stessa porta dopo 9 mesi. Finiscono tutte e due all'ospedale, lei perché deve partorire, lui perché collassa alla notizia. La notizia sconvolge tutto il paese e soprattutto i giovani che però sono in amore. E l'amore può a volte portare a strade, insomma, che la coscienza e la ragione metterebbero veto, invece l'amore va. E questa canzone racconta di questi due che finiscono alla fin fine proprio portati in extremis da un signor che passa lì con la frutta e verdura, che li porta all'ospedale tra le cassette di frutta. Ecco perché la canzone si chiama Banana e Piricocco. E su prime novembre uno gruppo di ciocchetas e tu chi tinci accosta se mi cica esani meddas. Sa cosa è seria con me, tinci ho lipponi, ma piccolo anamata, tindi seguono limoni, mi spiace non ho altro, sai limoni vo limoni, ti ho lemo vai esistrinas, ma mamma in bosca sa benzione. Tranquillo che per me la frutta non è cosa poca, io passo dal limone limonando all'albico. Ragazzi, bene chiedo, quanti anni hai? Lettina moccio su col naso, e quanti me ne dai?
circa 18 a s'azzurpa nel contesto, se me ne dai 18 te ne rendo 6 di resto. Stizia di brangia, da insetta sa stagioni, si erro e frido e tu callente che uno maglione, ma sta dagli ad oggi pomei è troppo vitica, ci cambio un maglione, però smattucco tra la cricca. Ma sa s'accosta da mi grava da suzzugu, piccicata che uno cani callente sul ginocchio. E tu che gracci nasa il cane non si stacca, accitto tu da biesta vroscinende gusta macana, ma i tase si scimpro non capisci il sardo. Ti bacerei le labbra fino a farle viola come il cardo. Violè su gelo e dai nuvoloni calano un lampo e sammi di alla salampo de scherzonis. Dopo 9 mesi però suona su campanello, non avere su portoni e poi minara, bessi due che c'è su ziude su meloni. Non è zurpa, meloni non di duadi, ma facce più sadipa, brenti pringia con suvradi. E tabari baby, se qui quattro limoni, se vuoi ti do una busta, bocandedia su te su maglioni. Non è sul limoni che ti fai saprenti in manna, a rispondi suvradi esperto in ortobottana, e frutte sul giardino posta su umbresa sottana, una specie innesto e matte biricocco con banana. E intanto passa dallo zio de sabidrura e devo gli domando, sei incinta? Sicura? Su zio de sabidrura o lei sbanana o per il cocco? Non sei una dei fustei, tranquillo, mai stu cocco. Aspetti, io sento voglia di ananasso, comprendo che sti incinta insieme mi pica un collasso. Ma stu cocco così ci grocca da incascioni e con casa sospidali pica da sa direzione. Non ti tocco, affammo smorigando banane e piricocco. Da fracchetti in cigrocco, che perdeva il suo brocco, ma ormai non mi blocco. Ti tocco, non ti tocco, affammo smorigando, cisca, non mi blocco. Da fracchetti in cigrocco, scambiamoci la frutta, banane e piricocco. Ci fu di Issa in sala parto ed io in rianimazione, ma visanta che nascio, minci sticco uno grazzone. Cianzio con sa flebo, attira che sciampulla, mi piace de fronte a sa culla, ma non vedo nulla. Accenda la luce, su dottori, non dubbio, non è problema in luce, è proprio niente su pipio. In sandu castia Issa e biaffi anche sul letto che due cuddu marocchino chi si abbendio su tappetto. Stizia di brangia, de tu tranne mongia, non sa cutta stuai babbo Natale che fustigia e bringia, possa befana, fustigia brenti in mana, ia crano valli metto cavo fai su mano valla mei. Podi mantenna tuia su muco seddu, due cuori, una capanna, pascamanna con su pipieddu, nasce un ieddu, po' nostra no destino, ninnestu de banana, viricocco e marocchino. Grazie. Ti tocco, non ti tocco, fammo smorigano di banane e piricocco. Da fracche di incicrocco, che perdeva su brocco, ma ormai non mi blocco. Ti tocco, non ti tocco, fammo smorigano di cisca, non mi blocco. Da fracche di incicrocco, scambiamoci la frutta, banane e piricocco. Grazie. Allora voglio fare un esperimento. Ci siamo divertiti, abbiamo ascoltato 3 brani originali, però come ha detto Ottavio non sempre nascono bene, però nel mio repertorio ci stanno dentro anche le improvvisazioni. Figlie di un momento, figlie di un'occasione in cui magari ci si lascia andare e le parole hanno il loro flusso. Quindi adesso proverò a fare un'improvvisazione. In genere ci sono dei musicisti che accompagnano le improvvisazioni. Ora non c'è nulla perché non voglio nemmeno la chitarra, voglio che la testa sia libera di dare dei versi e quindi ci proverò. Comincio a degustare baghi d'altura,
Ponai sa rima bella e sicura con sa bucca pulia, reverendo sa rima da deni garantia, decando vi diverso una bittia. Femo biccioccheddu e mamma ma imparò sa limba sarda, chi ha pudento in sugoru che cosa gagliarda, limba sarda chi ha portao, finza zacando un anno se ho diventao. Commenta in moi, cadengo 30 anni di attività e dopo sanno attività si che ancora cantai, decando biccioccheddu ma di biga o mammai e ma di imparao, su vuedu e sta barrao a intressagonca, spillonca che in sebilu, ma reverendo de susardo è sempre stato buono vilu e ad importao sa limba e da portata in giro in tutto sbidas de Campidano e de sa zona de Susu, reverendo a Giudao de Gesusu non se opri di degresia ma sempre sponsorizzao de su divino reverendo getta sa rima perfetta in su gadinu c'è dedotto sa rima ghivazzu devo e su connotu chistiono de sa cosa antica e sa moderna reverendo in noi getta su vueddu e getta da sa gente su cappeddu commenti quando si va in sofferta con su goro e sa rima aperta reverendo ghetta da posa genti presenti tutto su ghideneni su goro callenti commenti sabardenti no cervelli spenti cervelli accesi con gli orecchi protesi la giro in italiano perché capiscono anche chi non capisce la lingua del Campidano che reverendo ci sa fare con la mano in rima tiene solo un microfono senza musica reverendo va come di città in città ho sempre fatto senza contratto l'unico ricatto è quello che mi si dia giusto un poco di energia attraverso lo sguardo e la presenza del pubblico e reverendo tranquillo che garantisce rima che stupisce come bisce entra in un orecchio e non esce più fa un giro sulla testa e poi ti porta quassù a cercare questa musa ispiratrice e una testa che si lega alla musa divinatrice attrice di queste parole vuole solamente lasciare andare la sua testa reverendo e quindi spendo le parole così come vengono più non mi tengono le redini non c'è una logica non c'è un freno reverendo dalla musa si nutre dal solo seno della poesia lo faccio da quando ero bambino nella via come in un palazzetto oppure qua nel cinema in questa bella zona di teatro reverendo dove ha sempre recitato la sua parte facendo arte di divertimento spendere un po' di parole con il cuore contento aperto in questo concerto che reca sconcerto per vedere la bellezza di chi apprezza la musica sarda in piena dignità venuto Biti per la prima volta in questa città ho potuto apprezzare dal vivo la musica che solamente nei dischi sentivo quella del tenore di Biti che ha lasciato tutti quanti stupiti per la loro grande bravura nota è la natura della musica sarda ma la gente sarda un po' ha spento la tradizione specie nella nuova gioventù si pensa ad arricchire altre culture e questa è la tribù che potrebbe spegnere la nostra musa è per questo che ci si accusa molto spesso di essere finiti male nella nostra cultura averla relegata in un cassetto io credo che il sardo non debba rimanere roba da ghetto ma debba essere tirata su ecco perché la lingua continuo a farla e ora lo faccio in italiano ma sempre mi esprimo con quello che è stato il verbo nostrano quello sardo quello che mi ha reso gagliardo nel Campidano e non solo volo con le parole e lo faccio in italiano perché tu capisca perché la musica sarda e la lingua non regredisca perché ci sia ancora una forza che buchi la scorza di questa globalizzazione che ha voluto un'imposizione data da quella televisione che ha contaminato ogni popolazione rendendo la gente schiava e schiva di quello che già aveva bisogna tornare a fare leva in quello che abbiamo ciò che amiamo e ciò che siamo ma spesso lo dimentichiamo perché vestiamo panni diversi abbiamo gli occhi perversi perché dentro la testa riversi tutto quello che viene da fuori siamo noi pecore o siamo forse pastori perché se diventiamo conduttori della nostra cultura allora torneremo a avere la nostra natura ma se diventiamo gregge la nostra natura negli occhi più non ci si legge e allora bisogna tornare ad apprezzare quel che abbiamo come pane e formaggio lo dico questo e non faccio un oltraggio perché mi piace anche ascoltare la musica americana ma credo nella cultura quella di mia mamma e di mio papà perché questo è quello che viviamo in ogni città quando ci muoviamo e spegniamo la TV vediamo che ti vesti non come in America ma come sei tu come stai qua in questo posto come qua abiti che ci sono i segni della cultura scolpiti dentro al cuore assopiti non di certo reverendo in questo concerto ho imparato che deve essere grato a chi ha dato così tanto ecco perché tratto la poesia e il sardo come un guanto che così si avvicina e porge il saluto e il benvenuto a questa gente che mi ha dato in questo momento il suo indice di gradimento reverendo col cuore mai spento cerca di varcare le porte del tormento e di portare un pensiero di poesia felice nella via vado 30 anni di carriera reverendo questa sera li festeggia qua dentro in questo posto fatto di cemento ma palpitante di cuori con la testa più fuori di un matto reverendo come un gatto salta da una rima all'altra con l'andatura scaltra di chi sa fare questo mestiere e sa abbinare al bel piacere delle schiere quello che invece è il mestiere di fare la poesia adesso piano piano quattro me ne vado scendo io da queste scale perché il reverendo è un poco animale e lo sai che queste cose
cose vanno fatte con poesia, ma reverendo presto devi andare via. Biti da Cagliari è molto lontana, ma reverendo ha varcato sta dogana per sentire un po' quello che c'era da dire e da dare in questo mare che ha visto i menhir esibir il loro stile potente, così soave ma anche grave, pesante, che ci fa ricordare come tante persone siano in grado di dare arte e non orto. Questo è quello che porto, non sono patate ma sono cose ben pensate, pesate dentro al cuore, che vengono fuori con clamore. E ora basta perché la testa poi si guasta e la rima si perde, quindi reverendo per non sbagliare e non rischiare di menare un colpo storto farà così, zitto come un morto se ne andrà, salutando Biti e tutto questo paese, città, per la cultura che avete dato e continuate a dare. Reverendo e tutti quanti vi potranno sempre amare. Grazie mille, alla prossima. Antonello, Reverendo Jones. Ancora applausi, per favore. Antonello, grande. Ascolta Antonello, ne approfitto, insomma, siamo... Tu sei 30 anni da ragazzino, proprio iniziato da ragazzino, ma la cosa che incuriosisce, siccome è veramente una scelta, un nome artistico assai particolare, ma anche proprio il suo modello dell'inizio della carriera, ma come è arrivato? Cioè, come ti è venuto in mente, come è nato sto progetto di Reverendo Jones? Allora, la nascita è stata una medicina, un toccasana per un momento in cui si usciva da una fase adolescenziale che per tutti è un po' grigia, no? E allora con questo mio spirito ironico, che era il mio solito modo di essere con gli amici, divertente, divenne un modo di esserlo in musica, nel senso che si usciva con gli amici, il divertimento era altro, era suonare con le chitarre, trovarsi con gli amici in spiaggia piuttosto che in una piazza e fare musica. Questa far musica era legato all'improvvisazione, come vedi, quindi era il suonare, il cantare e provare a sfottersi, a giocare con le parole, trovare un modo di passare la serata in fantasia, in creatività, in divertimento. Questa cosa, che un po' era una predica, il parlare, è diventata una cosa comunque molto assimilabile a quella che è la predica del sacerdote. Quindi uno mi fa, sai che ho sentito sto nome, Reverendo Jones, l'ho sentito alla TV e secondo me ti calza bene. Ed è l'unica cosa che io non ho pensato in questo progetto. Mi è arrivato così, ho detto, sai che hai ragione? E così fu. Bene, Antonello, Reverendo Jones e le sue prediche piacevolissime, quelle di stasera. Allora, adesso un'altra scena musicale molto ben strutturata, navigata in 30 anni di attività e tra l'altro in un flusso sonoro che attraversa quelli che noi amiamo codificare la musica nei generi, ahimè, insomma, per riferirci a situazioni e ritmi musicali. Però ecco, con questa prossima situazione dei Suddottori e di Alex P, noi entreremo insomma in un percorso musicale, come detto, fatto da 30 anni di musiche che viaggiano intorno alla reggae, alla rap, ma anche alle sonorità della nostra isola, che sono state molto importanti, soprattutto all'inizio, quando c'è stato questo fenomeno musicale che ha viaggiato non solo nell'ambito musicale cagliaritano, ma proprio nell'isola, CRC Posse, Dr. Dre, CRC Posse, quindi che hanno iniziato un percorso musicale tutto in lingua sarda. Poi appunto è proseguito con la formazione che noi vediamo stasera, che vedremo stasera con Suddottori, quindi Dr. Dre, autore dei testi, insomma delle liriche, la voce stessa del gruppo. E poi ancora Alex P, Alessandro Pintus, in realtà con la musica, la parte del computer, sintetizzatori, scratch, insomma tutta quei beat che servono per creare appunto la completezza della musica e della proposta. Interessanti un paio di cose in modo particolare. Intanto che questo fenomeno musicale ha avuto dei grandi riconoscimenti anche fuori dall'isola. Io penso a uno dei più importanti festival dedicati alle lingue minoritarie, che è il Sons Festival, e loro quando hanno partecipato hanno vinto questo concorso, e siamo nel 2009. Ma non solo quello, perché nello stesso anno c'è stato anche il Festival Europeo di musica delle lingue
minoritari, il Lied, e anche quello è stato un grande successo, anche perché loro hanno messo insieme, come detto, sia la lingua sarda ma anche le sonorità della lingua, l'ispirazione al muttetto, all'improvvisazione, tant'è vero che in un loro progetto discografico hanno messo insieme, credo, buona parte di questi patrimoni, intanto però con uno sguardo molto contemporaneo. Avevano messo sulle Electroneddas, quel progetto dell'ingegner Capuzzi che ha creato, insomma, dalle Launeddas uno strumento elettronico, ma anche con nuovi strumenti musicali creati artigianalmente, o altri artisti come Andrea Pisu che suonava le Launeddas, un importante fisarmonicista. Insomma, la musica sarda è sempre stata presente, insomma, nel loro progetto, quindi io li vorrei invitare qui in scena per appropriarsi intanto della parte sonora e poi la voce. Parleremo poi con lui, con Sudottori, con Michele Azzori, anche della sua attività di scrittore, magari dopo però la sua musica, perché adesso tutto lo spazio, naturalmente, tutto questo palcoscenico si concentrerà su questa proposta musicale che racconta un po' la storia degli ultimi 30 anni della nostra isola, con Sudottori e Alex P. Saluti a tutti. De Casteddu, a Luisa Ziminera, Alex P, noi e Poni Fogu. E che siano su sta lingua nostra sempre, con spippiusu, in ogni luogo, in ogni momento, su usare l'alfabeto di imperausu. De che non si sparessiti, intendi gusta? A tutta questa rima sa chilometro su zero, a 106 varianti sì, in noi ed ottuberu, vita se città di sì, vicina e brazza, circa beni beni, cindette d'ogni razza, dignità di uguali tenni, d'ogni una, e funti d'otto canto su una lingua comuna, e fada si comprendi sul cisello cudoro, e fada questionai d'ognuna a modo in soro, Jimmy braciva con questo gioco botte in antis, gioco con sfuettus, vocali e consonantis, H esti mesu ossa cabu de sfuettus, H scinti fai si poppi sardo spiccio che tu su A, B, C, I, E, I, ta, vari, rita, c'è, Ella, Emma, in ogni logo, in ogni di, impera, s'usar l'alfabeto, capiva il profeto, rimasa versus e mutetu, cusus chi dinantaga, est un dialetto. Internazionali guidenti sardo capitanesu, ingreso italiano e spagnolo e pure un pago baghe francesu, otta cosa bella frisca una lingua via, e la stima caccalincuno dia proibia, e ma bolibiri bilinguismo in sa città di mia, e na ipotecaria, e na io fellerio, indi mi barri di vero de bira ancora, ischivi stanta sa mano, e spipiu su messi scola, A, C, I, E, Ita, vari, rita, c'è, Ella, Emma, N-O-P, in ogni logo, in ogni di, impera, s'usar d'alfabeto, cadiva il profeto, rimasa versus e mutetto, cusus chi dinantaga, est un dialetto. Essa questione da comprendi sprusa su, ti pensa scasso sardo e studiavo in tutto il puro, università in Germania, in Tokyo, voulez-vous parler avec moi sardo, oui, c'è imperata, c'è di mezza su vuetu, c'è tu giocando gioca in fora su castetto, 0 chilometri scavato gusta rima, Z invece esti sa debiti tu su littera, A, B, C, D, E, Ita, vari, rita, c'è, Ella, Emma, N-O-P, in ogni logo, in ogni di, un pera, s'usar l'alfabeto, cadiva il profeto, rimasa versus e mutetto, cusus chi dinantaga, est un dialetto, daranta su vungu, invece che a bulletto. Sardinian Reggae Music e noi Dega, Stedu, Vinza Pizzi, e beh, grazie a Posso Gumbidu, Ottavio e tutta questa gente che noi ha traballau, e non si scarresciai, de questionai su Sardu con Fillusu, Fillasa, ne vodisi, ne tigettasa, de chi non su Sardu si sparessisi, che hanno di chi non questionano te spiccio chetusu, è una lingua che va a rascetti in libro su. Are you ready to sing with me? Oh, A, B, C, D, E, Ita, vari, rita, c'è, Ella, Emma,
NP, in ogni logo, in ogni P, impera s'usar d'alfabeto, cadiva il profeto, rimasa versus e mutetu, cussu schidinanta, est un dialetto, naranta su fungu, invece che a bulletto. A yoga si su gallentendi, poniscetti coppa. Grazie Sa. Mi depesa giurare e posso concordo, sciuga da sciesi sta canzone. A più saggenti quindi sì, dessa terra nostra potus otus dubrate minestre a più, a ricco su furende e sciorendi, di nai bigau, de ghini da traballau, in cungiau, in miniera, in cassa integrazioni, 100 anni de galera, mettendi una pensione e poi beccius in prazza, a regionendi, a cianda sa vita, su munde stia fundendi a più, su mari miu. Serrau de terra cielo de sumeri americano e tu i geduscisi ed eu gedusciu chi sumeri mariru esti un numera allenu nanne du meu su mundergai a sicutera che torra mai viveso in tempo I don't hear. E a pubiu, savula servirora carrigenda a pubiu, ismerda schivianta riendi a pubiu, baratende vida nostra bodinai, ma sa lotta nostra no si vuoi comprai, sigimi moi, curre a ti cambiare, sigimi moi, su raga sardo in modo e fi sbattare, sigimi moi, sul ritmo vi che non mi firma mai, sigimi moi, e chissà camminai, cammina solo cammina, dus cammina pur in 100 e preciso. Bentu la regandu si pesa da su entu no, ente soli, ente cambiamento è preciso, bentu la regandu si pesa da su entu danne du meu, su mundergai canno torra mai, semos in tempo de tirania. E a pupiu, femmine omi spostus in presoni, voi accesso staro chi non voliro opposizioni, uomini e femmine a schisioni anta liberai, non variato un'ai, ni manca due ensai. A pupiu, sa guerra e sa benzina, sa America assassina, bombarderà sa terra, bombarderà con sa CNN, a tipo un brevei, su giornalista sigiri sa voci del sumeri. A pupiu, serva male a chi non mori mai, deci contra uno, cosa tu sputai, serva mala fresci facilmente meda, canto no coltiva e no da sighi si sa terra, nanne du meu, a sicutera, de tirania. Cammina solo cammina, dus cammina pur in 100 e preciso pentulare candu si pesa da su entu no, ente soli, ente cambiamento e preciso pentulare candu si pesa da su cammina solo cammina, dus cammina pur in 100 e preciso pentulare candu si pesa da su entu no, ente soli, ente cambiamento e preciso pentulare candu si pesa da su Alex Piazza Ziminera. Scusate il fuso orario, veniamo dal fuso orario di Marrubio. Oggi se su 10 non paga sta tirata, e se mi casò su sesi su palco normalmente, cantavo su dotto vari successi, chi ne fa su concordo, chi ne maggiora, chi ne fa sta strofa, chi ne suona su bascio, e oggi se scesti in doso deve Alex P. Come ti ha fatto il referendum, come ti ha fatto il smenire? Fai se uno va con una dei speccia, sa. A se sa aggiungendo i sonos? Il sole illuminava la marina e la città, la nave prende largo e piano piano se ne va. Dove vado? Civitavecchia, Roma, Ostiense, Roma, Fiumicino. Passo dopo passo, prime tappe del cammino verso il mare del nord. Emigrato per campare 12 paralleli sotto quello del circolo polare. Freddo nelle ossa, fiele nello stomaco, quando in Italia c'è chi parla di nuovo boom economico. Ora che va di moda chiamarla mobilità, quando vedi allontanarsi piano piano la tua città, alla luce delle 6 con uno zaino sulle spalle e 1000
personaggi che ti tornano alla mente come fossero gli attori di un film muto in bianco e nero quando escono i quadretti al posto delle parole. Muove le labbra per me della sinistra, escono i sottotitoli della Confindustria, sacrifici e botti a chi lotta, questa è la ricetta per entrare in Europa. Ed io che ci sono già entrato ringrazio tutti quei signori e il loro apparato che sfrutta le illusioni e le paure della gente. Questa è la realtà, semplicemente sosmenir reverend. Canta sta canzone chi bragi da me su dottori Pony Pop. Canta sta canzone a io sosmenir e su reverend. Canta sta canzone chi bragi da me su dottori Pony Pop. E questa sta canzone vostra gente mia, sa gente che dall'irgara su coro quando sbira sa gendarmerie, mo chi ci sei, tanto tu now, chi mai in vita mia poi dentro ci mera nostalgia de gusta, gente via, all'irghi orgogliosa, chi pensiamo che bascuta ma che tu scriemmo gusta rimas, passi il nendi, messa ruga di Amsterdam, in mese bici che te se sa rotaia de su dram, deo, biemo i sfacci de su mondo, pischellas nel islam, custo secco paese secondo, arrivammo su mercato, ci via sta gente, fai sta spesa, paria de in praza di una bidda nugoresa, femmina smanna, facci diffidente seria, chianti con otto, famine guerra e miseria, compitiamo sempre per un su gas mondo fatto in dusu, chi strecca chi è streccau e non su sesu in mesu, deo le muduotto e pure luego, ma c'è di che tu scriemmo ma gatami gudu logo, in mezzo a 100.000 chi gatanta un semini, atteso dei sarregini chi mantivato uomini, se sempre in su goro, Sardigna mi allontana, tu denisi su soli come te s'acqua in sa puntana, sosmenir, dottor Dre, canta sta canzone chi bragi da me su dottori con Alex P, tendi gusto sono de Cagliari, sosmenir, dottor Dre, canta sta canzone chi bragi da me, come te chi fai di? Ehi, 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 gente, come va laggiù? Lì la vita non si sente, non ci tornerò mai più. Ehi, 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 gente, come va laggiù? Lì la vita non si sente, non ci tornerò mai più. Alex Pino e Saziminera. Aiù. Scusateci per il fuso orario, il volo aereo che ci ha spostato. Aiù. Bisogna sciubrare i sprusto stadas, eh? Signor Giuseppe aveva 60 anni fa, faceva l'ambulante in piazza della sua città, cassetti di verdura, pigè d'ordinanza, tutto di stagione sempre senza licenza ogni mattina è sempre uguale, sconti al cliente, scazzi con la municipale e multe su multe tutte sempre solo a lui, perché signor Giuseppe non sa stare zitto mai, signor Giuseppe gioia, festa ed allegria, combidenti in piazza Pardule e Malvasia, chiacchierando con gli amici, mollava la verdura, una partita a carte tanto per passarci l'ora, signor Giuseppe impegno, fede e passione, la sede del PC poi quella di Rifondazione, una casa costruita col lavoro di una vita, una cassa di verdure per uscirci la giornata, ma la giunta comunale di Quartu Sant'Elena fa campagna di ripristino della legalità e vennero i gendarmi, vennero con le armi, signor Giuseppe a terra un uomo di 60 anni. Signor Giuseppe a terra, spiegatemi perché sono arrivati gli infermieri col 112 e c'è anche un giornalista che è stato preavvisato, il trap è preparato, Giuseppe sul secciato, sgombero forzato, intitola l'unione, 3 pattuglie con un uno e l'arso a reazione, presto circondato per essere catturato, gli rompono una mano, il polso fratturato di un leone, ferito che ora emette il suo ruggito, quello che si attendono i tutori del diritto, ricovero coatto, TSO, trattamento sanitario obbligato,
obbligatorio. Preso con la forza e manettato in un attimo, portato di corsa al reparto psichiatrico, sedato, legato a un letto di contenzione. Rabbia, violenza, impotenza, rassegnazione. Giuseppe non può bere né mangiare né fumare, non può neanche alzarsi per andare a pisciare. Legato mani e piedi con un tappo nel sedere. Tortura medievale dentro un ospedale. Condanna esemplare di comune polizia. Che possono far questo se ti imputano la follia. Giuseppe ora è stanco, chiede di andare via, ma i dottori gli rispondono che è ancora in terapia. Strana terapia questa, tortura disumana, e non accorgersi neanche di una mano già in cancrena. Legato mani e piedi, ti può scoppiare il cuore. Dopo 7 giorni signor Giuseppe muore. In ospedale strano, subire d'incuria non è poi così strano se subisci tortura. Si apre un'inchiesta ma è solo per figura, dopo che i familiari hanno sputtanato la storia. Si apre un'inchiesta ma nessuno pagherà, tanto meno i primari della bella società. Signor Giuseppe è solo un caso di ordine pubblico che è stato risolto in un reparto psichiatrico. E quelli che parlano di rispetto del legale hanno fatto tutto questo e non c'è neanche un verbale. E loro che stanno dentro al comune col silenzio della gente per bene. Io non mi attendo giustizia dai banchi dei tribunali, voglio vera giustizia, siamo esseri umani. Giuseppe la sua storia come 100.000 altre, voleva stare in piazza, gli è andato la morte. Alex P. Da Serraus in Sardu. Antoni su Becciu e su Nemo di Pitiu, Funti Vasilla, Totto accanto e Sarriu. Terra, perdas, bente bruini, su sole cuau e non si vada a biri. Ismontis duas alas a serranta sovranu, niedusa manca grogusa satramanu. E non si intendi bogi e ni mancu lamentu. Terra, perdas, bruine bentu. Sarriu nota, ci via da sa vida, dona da papai, poto tu cantu sa gira, crescia da seda, in su gungiau, crescia da su mudizi, gureu e sparau. Sarriu castigliata, breve San Gionis, e di dona papai in totu si stagionis, castigliata su gani, su boia e sabacca. S'acqua dei gurri, non via da mai stracca, casendi mesu a su campo e su drigu, oppure a sutta de sabatte e savigu, trafigu mori, scapiri cocche pruna, ia de notti Sarriu, si sprigata sa luna. Sarriu è stanco, teni gane e morri. Saluda sa terra che di esti zorri, saluda su monti che di esti frati, e sti mella morri capi, vigenze libertà e non mammotu, sa basca o sa siccidati, quando uno proie ma asciutta ministeri, mi morri in ti dottu cussus velenus, chi santa regalau, strangius e sallene non mammotu, sa basca o sa siccidati, quando uno proie ma asciutta ministeri, mi morri in ti dottu cussus velenus, chi santa regalau, strangius e sallenus. Su Bibbio a scutendi, spantau e citiu, cassi a Sarriu e cassi a Suziu, poi castiare in artu, in susi in su gelu e biricetti striscia bianca sai, in mese sa Zulu, e zighi daici, mano in sa manu, accanto a Sarriu, in mese su branu, Basilla in zone Santu Laurentu,
terra, perda, spruine bentu. Pruine bentu. Terra, pruine bentu. Pruine bentu. Pruine bentu. In zone Santu Laurentu. A Sazibinera, anche a Moni Fogu, si bighe bessen di fumo, c'è Alex P. Ottavio, un'altra boserrai da Veusu? Una. Veusu in domo. Ponaiga, anche andavo in Sardegna, sono sempre in domo. Non sono in trasferta, abbiamo brullendi del fuso orario. Ma su bello, no, in domo. Sa causa in domo, questa canzone nostra. Poni su concordo dessa cantanti, poi t'hanno dovuto su fare. Adesso sto questa cosa bella, ognuno di noi 30 anni, non so pure, ne ho fatto 30 prima sul referendum a Naul Malaga, sotto che via sta in prazza, via da Corano prima, dunque è 31, e abbiamo fatto 30, facciamo 31, no? E questa si idea un po' a festare, stanno chiedendo, ok, non è a festare i 30 anni, a festare su dei 31. E questo è bello. Ma sta cosa che ho le munai che se sono in domo, finché quando andavo su in continenti, e che su Sardo, su Sardasa, fillus de Sardasa, nepotisi de Sardasa, e tinanta, ma questo per me come ti torna in Sardegna. E dunque se si può tendere a domo, ma si intende su un domo e tutto. Questa dava su in 4, questa canzone dunque mi dà il rischio di fare sta sola. Ponimi a Giorgia quando canta, da. Indome Ferreri, Schironi dell'Inna. Acque sole, annare soli, acque bento, annare d'armentu, acque frius, annade bipius, in cosa nada ni pianta beniu, sianta naude, zerai sogusu, cacci pianta regalo bonnosu su, quando i sogus torra e sopettu, sceti cattedrali su desertu, e sa regale poca licunatru, cateni dotu, astra cubarattu, santi naude, mollai susattu, e podusodus nosu desufattu. Arrebusseris, promittinti, zinna, schironi dell'Inna, Indome Ferreri, Sadide Sabindenna, in Sabingemma, beh mamma, e sempre festa manna, e sempre festa manna, Sadide Sabindenna, in Sabingemma, beh mamma, e sempre festa manna, e sempre festa manna, e stata sadida prenta cucuru, non dite desi sapori del zuffuru, questo dolce che ci cala è su gutturu, e su soli che hanno poca su zucchero, sapru fonti manna d'energia, denus seminin di poca caloria, porta rima, poliporia, dura bellezza, galania. Deo mi penso che poni gureu, pa bruciai e ne fai gusto in preu, che annau su di gia riseu e tu non spreu, ma a ti posto su nomini birdi, poi non hai che noiolli in disordi, poi non fai gusto soldi risenti, sassa verdi, schironi dell'Inna, promittinti strinna. Down in the street sulle boulevard, I'm Sardinian, where je suis sard, alla vinguda e in gran via. Non mi scarescio, dessa domo mia, castellaio e di razza, campi danesu, sparadesu, cuspinesu, capidanese mesu, atesu, desu questo ne simbroglioni creo intramesu, bentu este bente soliseo e si vesara su ventu, sempre porta ventulai, su quattro morigiai, su tricolori mai, la vai, cagini venire a furai, nara che bonosu su game cada tu fai, ma vai, la sapertisi impostorie, tendi gustu becil sull'adori, desu rap cantatori, dessa rima apprezzatori, buffari du su studio che si fatto con amori. Indome Ferreri, dell'Inna, Arrebusseris, promittinti strinna, schironi dell'Inna, Indome Ferreri, Indome Sardegna.
in Cinigerisi, in Bodicherisi, in Dome Sardegna e non su di la Sauso fai dotto. Un saluto a tutti questa gente di Bizzi, a tutta questa gente che ha traballato, a Ottavio che sta convidato, a chi ne ha suonato. Grazie a tutti. E spero che sanno chi è ricantessi meglio in Cinigerisi e meglio in Bodicherisi, in Domo de Sardegna. Altro sanno meglio su. Su dottori, grazie, che bellezza, su dottori e Alex P. Ancora, vorrei ancora applausi, davvero, perché è bello ascoltarli, vivere la loro musica e tra l'altro su dottori non è solo impegnato nella scena musicale, ma ha un'attività importante nei laboratori linguistici e si dedica molto alla salvaguardia della lingua, alla sua divulgazione della lingua sarda nella variante campidanese con tutta una serie di progetti, impegni e questo è molto bello. Ma una cosa ti volevo chiedere. Pedimento in sardo, vero? Ti do un sardo. Noi andiamo su e trasmette tutto in questo canale 79, questa radio televisione sarda che tu conosci bene, Cadeu con Tore Guedu, con Paolo Carboni e uso vostro appello, poco appello già da un anno e mezzo che stavate. E questa serata di oggi ad andare trasmessa in questo canale, in questa televisione. Dunque, noi che siamo usato, vedevo tutte le trasmissioni in lingua sarda. E te mi voglio domandare una cosa, tu hai scritto te pago un libro, questa Dia Zuria, questa giornata vara. No? In italiano, vero? In italiano. Faccio battaglia sposo sardo e tu scrivi in italiano, no? E commenti mai questa cosa? Se che scallone, se non si può rinare. Poi ti sei rovescio, no? Devo sempre fare picco ispirazione di questo zio che vi nasce noi accanto, una vita non attesa, no? Di una realtà. Ma chi morge in castello vuole essere interrato in bida. Chi morge in bida, interrato in castello, una boita. Poi sai che scallone pure quando sei un beccio, no? Quando sei morto, no? No, su bello... Contasi di questo libro, però. No, dopo scritto poi mi c'è Bessio in italiano, no? Mi c'è Bessio sul primo conto, uno che Bessio su prima poi io... E poi tutto si mantina, ma poi t'hanno da sei fatto in sardo. Certo. E poi no, dopo fare in sardo, loro, noi che... Prova a fare questa traduzione, no? Questa bordatura in sardo. Però noi che più dogna vuede do scrivo Dia Zuria, non bolina, già è giornata bara non bolina nuda. No, ci cude tu vai, contendi proprio storia in sardo, convinto che da bessi un'altra cosa. Poi d'ogni lingua è una maniera di bissu mondo. Dunque, su proprio conto che ha più biviu deo, tu scrivi in sardo, dove lo fai questo esperimento, poi biri e andare a bessiri. Però questo so già 2 anni, no, 1 anno e mezzo che sei un endi, non l'ho ancora fatto, questo poi sei un mandroni. Però da Pettaus, poi già il Santro ti ha presentato Tore Cubeddu ed io trasmetto in nostra televisione, sui canali nostri. Da Pettaus, quando fai questo altro libro, tu sardo. E tu presento in italiano? No, tu presenti in sardo. E ti presento un Deo, se usaviri e tu vedevo in televisione. Dai, dove uso? Grazie a su dottori, grazie a Adeso, grazie a Alex P. Questa vorredda che ha cucinato tutto questo sonno bello. Grazie a salutato sta band nostra, che non pozzi a bene, poi ti sei convidato in duso, si che a fuedda e usare l'alfabeto, a trusare un mellus. Sabi ricette cosa tua. Ciao. Dunque, siamo con... Su dottori siamo arrivati insomma un po' alla conclusione di questa serata e dell'intero progetto, perché poi è stato un attraversamento intenso che è cominciato, come recitano anche un po' le grafiche di Tenò Rap, è cominciato il giorno 8 dicembre, una interessante giornata tutta dedicata alle proposte variegate, a questo universo del canto a tenore che è diffuso in tanti territori della nostra isola con tutte le sue peculiarità, sfumature, come dire, storie, traggio, interpretazioni. E poi c'è stata quest'altra giornata del 10, una giornata di approfondimento, di riflessione e poi oggi insomma l'incontro anche col rap che però è partito tutto con la proposta dei canti del tenore Raimondo Locu di Bitti. Per questo voglio intanto ringraziare tutta l'organizzazione
Come detto, avremo occasione non solo di raccontare, abbiamo avuto occasione di raccontare non solo al pubblico del cinema Teatro Ariston di Bitti, ma grazie al canale 79 spero che i sardi potranno apprezzare questo appuntamento. Per cui ringrazio molto intanto tutta l'organizzazione con la cooperativa Eistelai, con Francesco, ma veramente tutti gli operatori culturali che lavorano in questa cooperativa. Grazie e complimenti per tutto quello che fate, grazie anche per tutto quello che fate. Voglio ringraziare Mario Sanna che ha curato la direzione artistica, ha lavorato insieme alla cooperativa per questo progetto, il Comune di Bitti che ha sostenuto l'iniziativa, la Regione Autonoma della Sardegna che ci permetterà di raccontare anche nelle prossime edizioni questo progetto. Grazie anche a chi ha messo a disposizione questa identità, l'aspetto, come dire, etnografico di Bitti attraverso il suo apparato vestimentario maschile e femminile. Grazie, che ha reso insomma anche più identitaria e più bella questa occasione. Con i ringraziamenti vorrei proseguire anche con chi si ha permesso insomma, di arrivare dal punto di vista tecnico e raccontare nel miglior modo possibile audio e luci, C&C, quindi io ringrazio Christian e tutto lo staff audio e luci. Voglio ringraziare Marco Loi e Alessio Notturno per la ripresa televisiva, Massimo Pinna, insomma, e tutti coloro che si occuperanno di questo. Grazie infinite anche al Presidente, l'Avvocato Ivano Iai, grazie, che rappresenta insomma, l'istituzione musicale del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, che ha voluto stasera significare con la sua presenza anche l'importanza di quest'altro mondo musicale, della tradizione orale, ma anche questo mondo del rap, di ciò che ruota intorno alla cultura hip hop. Da parte mia, grazie naturalmente per la vostra pazienza, il vostro sostegno, l'appuntamento ovviamente per le prossime edizioni che saranno già programmate. Grazie a tutti e viva Tenorep!